trasferiamo in un'altra area della Sardegna, nel Campidano di Cagliari. Quartu Sant'Elena è la terza città per numero di abitanti e c'è una citazione di Enrico Costa nel suo libro Costumi Sardi che parla di Quarto. Quarto è un grazioso paese posto in pianura che si sdraia civettuolo su di un tappeto di verzura, fra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. È un volto moderno quello che si affaccia su questa città, ma il cuore d'antico pulsa proprio nelle associazioni che tengono viva la tradizione. E l'associazione folk culturale Suidanu di Quartu Sant'Elena sicuramente ha svolto e continua a svolgere un'opera di grande valorizzazione nell'ambito delle tradizioni popolari e soprattutto nel vestiario, che ha sempre condizionato favorevolmente gli appunti di viaggio di coloro che hanno varcato il mare per visitare l'isola. E allora andiamo ad assistere al ballo campidanese accompagnato dall'organetto di Lamberto Lai, dalle launeddas di Roberto Corona e dal triangolo di Pierluigi Ibba. Gruppo folk Suidanu di Quartu Sant'Elena.
qualche secondo per ammirare ancora davvero nei dettagli, negli ornamenti, questo vestiario tradizionale che è oggetto di ricerca da parte degli amici dell'associazione Suidanu e che, come vi dicevo, ha sempre catturato l'interesse dei viaggiatori, degli osservatori che hanno guardato la Sardegna con grande attenzione. Quindi davvero un applauso per Quartus Sant'Elena, ospite di questa 113esima edizione della Sagra del Redentore.